Anch'io, avendo potuto leggere e dare un'occhiata a questo rapporto, volevo solo aggiungere un paio di considerazioni a quelle che ha già anche fatto il collega Codega, che ringrazio per la sua relazione, perché poi credo che il Presidente Codega abbia in qualche modo già evidenziato quelle che sono le cose che ovviamente noi come consiglieri a volte denunciamo, a volte critichiamo, a volte ricordiamo anche in quest'Aula. Io ne volevo aggiungere un paio che riguardano, allora, partendo dall'aspetto legislativo, poi di come funziona l'Aula, c'è un dato che non mi pareva di aver sentito nella relazione del Presidente, casomai me ne scuso, ma è quello che riguarda la media delle sedute Commissione Legge e la media delle ore dedicate alla stesura delle leggi e alla loro approvazione. Una media che nel 2015 è addirittura scesa rispetto a quella che poteva già considerarsi medio-bassa del 2014 e ormai, come si evince dal dato fornito dal Comitato, siamo passati a una media di sedute per commissioni di legge inferiore alle 2 sedute. Questo chiaramente, se pensiamo che una legge per solito viene illustrata, ci sono le audizioni anche delle parti sociali e degli stakeholder, quindi delle persone interessate a questa legge, deve essere esaminata e poi anche approvata in commissione. Io credo che poi sia difficile poter sostenere che le commissioni lavorano poco o ci sono pochi emendamenti in commissione. Tra l'altro l'andamento tra l'attività emendativa tra le commissioni e l'Aula è abbastanza similare, sia nelle percentuali poi di approvazione degli emendamenti, ovvero vengono approvati praticamente, non dico solo esclusivamente gli emendamenti della Giunta, ma quasi. Ma la stessa cosa poi avviene anche in Aula, ci sono delle percentuali molto simili ed ce n'è una anche che credo sia abbastanza significativa, che è quella degli emendamenti poi approvati in Aula. È chiaro che sappiamo tutti quali sono poi i giochi tra maggioranza e minoranza, però leggere che sono stati approvati nel corso del 2015 87 emendamenti su 35 leggi dell'opposizione sugli oltre 670 depositati, credo che questo debba in qualche modo comunque far riflettere, credo che sia giusto in qualche modo sottolinearlo, perché poi lascia comunque capire quelle che sono sia le prospettive di un consigliere che poi va a presentare delle proposte in quest'Aula e sia le percentuali che queste poi abbiano in qualche modo successo. C'è anche su questo tema un discorso relativo al sindacato ispettivo, perché il Comitato ovviamente non si è occupato solo della produzione di leggi, ma si è occupato anche di quello che è il rapporto tra Giunta e Commissioni, anche nelle risposte poi alle varie interrogazioni. E da questo ovviamente si è arrivati anche a stilare una sorta di classifica o di percentuali di evasioni poi degli atti presentati dai consiglieri. Ebbene, vedendo le percentuali, ovviamente io in questo caso parlo per il mio gruppo consigliare, ma potrei parlare anche per altri, noi abbiamo una percentuale del 65% delle risposte date alla Giunta alle nostre interrogazioni, che ovviamente a vederlo così sembra una percentuale molto alta, ma è giusto ricordare che ovviamente tutti i numeri si lasciano leggere, che questa percentuale è dovuta al fatto che il nostro gruppo consigliare è quello che presenta più interrogazioni e risposte immediate, a cui la Giunta ovviamente è obbligata a rispondere entro 48 ore. Infatti, andando a togliere questo tipo di interrogazioni dai dati, noi passiamo dall'essere il quarto gruppo comunque a cui viene data, diciamo così, a cui vengono fornite più risposte in Consiglio,
e già qui ovviamente si capisce un minimo di differenza rispetto a quelle che sono le reali poi percentuali anche di rappresentatività in quest'Aula, ma noi se togliamo le interrogazioni a risposta immediata passiamo dall'essere dal quarto al settimo gruppo su 9. Questo vuol dire che in tutte le altre risposte noi abbiamo una percentuale che scende abbondantemente sotto il 40%. Allora, è chiaro che uno può capire e si può anche dire ci possono essere molte motivazioni dietro una non risposta, però se cerchiamo poi un rispetto, anche una collaborazione tra ruoli ovviamente, quindi tra maggioranza e opposizione, credo che il rispetto si possa anche dimostrare in molti modi. Allora, se già noi abbiamo difficoltà a ottenere risposte anche dalla Giunta in quelle che non sono ovviamente degli obblighi, diciamo così, di legge a rispondere a interrogazione e risposta scritta o orale, la cosa si peggiora ancora di più quando neppure gli uffici o le direzioni centrali ci danno risposta agli accessi agli atti. Io sono 2 mesi e mezzo esatti che attendo una risposta a un accesso agli atti per capire se un'infrastruttura di questa regione o comunque un appalto di questa regione da oltre 11 milioni di euro ha avuto una variante oppure no. Una domanda credo semplicissima, una domanda a cui basterebbe leggere la mail e dire sì, no, forse, 2 mesi e mezzo per ottenere questo tipo di risposte. E io per ottenere quella risposta avrei dovuto depositare domani praticamente o ieri una IRI per avere una risposta domani dalla Giunta, perché è l'unico modo per ottenere risposte in questa regione dall'amministrazione. Allora è chiaro che io invito tutti quanti, qui c'è solo l'assessore Sciaurli presente, ma ovviamente so che mi sentiranno anche gli altri suoi colleghi, ma che tra l'altro è uno di quelli che risponde forse di più alle interrogazioni, ma invito tutti quanti a fare veramente una riflessione su questi numeri e anche, come ho avuto modo di ricordare pochi giorni fa, inviterei anche l'ufficio di presidenza e ovviamente il Presidente del Consiglio a rispettare quello che è il lavoro di tutti i consiglieri regionali e che si vede questo rispetto anche da queste cose. Grazie.